Bene, iniziamo, quindi prendete posto, grazie. Innanzitutto grazie per essere qui, questa è la prima assemblea frazionale del 2026 del quartiere di Valdenik. Oggi parliamo di osservazioni e controdeduzioni per quanto concerne l'area Agip e innanzitutto però vorrei fare una premessa. La premessa concerne la seguente cosa, ossia che oggi siamo qui riuniti in questa sala e se siamo in questa sala è solo grazie al comitato di quartiere, ai residenti che hanno di fatto pagato la sala con i propri soldi, con i propri finanziamenti, perché il comune di Belluno non ha di fatto dato un euro. Questa è la premessa da fare. Infatti anche alla scorsa riunione sullo stadio il comune di Belluno si è rifiutato tramite il segretario delle frazioni Stefano Perale di dare un rimborso spesa, quindi se oggi siamo qui è grazie a voi che donate e se volete donare lì in fondo c'è una scatoletta per le offerte, grazie. Oggi si parlerà, abbiamo detto, di osservazioni e controdeduzioni. Innanzitutto dove ci eravamo rimasti? Dove ci eravamo lasciati? Ci eravamo lasciati al 31 luglio quando il comune di Belluno in consiglio comunale appunto ha approvato la delibera, adottato la delibera concernente l'ex area Agip. Ecco. Da quel momento sono trascorsi quasi 8 mesi e nel frattempo sono state presentate diverse osservazioni. Anche noi come comitato di quartiere abbiamo presentato 5 osservazioni, infatti oggi io esporrò le osservazioni che ho presentato io come capofrazione insieme anche al comitato di quartiere Valdenik 2024. Se poi in sala ci sono anche altre persone che hanno presentato le osservazioni, se volete vi inviterò poi a esporle. Ecco. Abbiamo presentato 5 osservazioni, 4 inerenti il PUA, piano urbanistico attuativo, e una inerente la valutazione ambientale strategica, la cosiddetta VAS. Queste osservazioni sono state tutte bocciate nonostante fossero corredate da numero di firme pari a 1408, quindi un numero importante. Ecco. Io partirei con la prima osservazione. Le controdeduzioni non sono state esposte al pubblico, quindi io oggi ve le esporrò per la prima volta. Sono infatti state discusse in commissione urbanistica il 19 febbraio e poi approvate il 26 di marzo in consiglio comunale. Quindi di solito quando c'è una variante urbanistica così importante è consuetudine che il comune esponga di fatto le controdeduzioni alla popolazione al fine di permettere una partecipazione più ampia possibile. Questo a Belluno non è stato fatto, quindi lo farò io oggi e poi l'assemblea ne discuterà. Osservazione numero 1. Noi abbiamo detto 5 osservazioni. L'osservazione numero 1 riguarda l'antigiuridicità della variante urbanistica. Questa osservazione numero 1 dunque ha evidenziato diverse criticità, pari a 3 criticità. La prima criticità riguarda il mancato rispetto della volontà popolare. Il secondo elemento critico riguarda il contributo straordinario. Il terzo elemento critico riguarda la viabilità e le questioni ambientali. Per quanto riguarda il mancato rispetto della volontà popolare, come saprete, abbiamo depositato il 31 marzo 2025 una petizione corredata da quasi 800 firme, una petizione che era quindi contraria al supermercato e invece favorevole alla conferma della destinazione urbanistica di zona FVP, cioè verde pubblico attrezzato, così come era fino al 2022.
Dopodiché il 28 giugno l'assemblea frazionale alla parrocchia del Don Bosco ha votato in maniera unanime la propria contrarietà al progetto del supermercato Canguro. I voti erano 70 frazionisti, tutti unanimi alla contrarietà del supermercato. Il terzo elemento, appunto, è l'assemblea pubblica del 29 luglio organizzata dal sindaco Oscar De Pellegrin, dove la contrarietà dei cittadini è stata inequivocabile e manifesta. La deliberazione contestata, dunque, è stata adottata, cioè la variante, e appunto la delibera numero 64 del 2025 del Consiglio Comunale è stata adottata in sfregio al principio di partecipazione popolare sancito dallo Statuto Comunale e dagli strumenti di democrazia diretta e partecipativa. Il secondo elemento critico fatto emergere nell'osservazione numero 1 riguarda, abbiamo detto, il contributo compensativo straordinario. Infatti la delibera numero 64 del 2025 individua quale opera di interesse pubblico finanziata con il contributo compensativo straordinario la realizzazione di una rotatoria con parcheggi in piazza San Giovanni Bosco. Tale opera, tuttavia, risulta estranea al perimetro del piano di recupero, oggetto poi del piano urbanistico attuativo, e quindi l'opera compensativa localizzata al di fuori del contesto e dell'ambito di intervento del piano urbanistico. Questa previsione, cioè il fatto di individuare l'opera pubblica finanziata con il contributo compensativo straordinario al di fuori del perimetro del PUA, che potete anche vedere qui, quello circondato di rosso, contrasta inequivocabilmente con l'articolo 16,4 lettera D ter del DPR 380 del 2001, ossia il testo unico in materia di edilizia. E che cosa prevede questo articolo? Prevede appunto l'obbligo di destinare il contributo compensativo straordinario ad opere e servizi nel contesto in cui ricade l'intervento e quindi nel perimetro del piano urbanistico attuativo. Inoltre emergono delle gravi difformità economiche. Nel documento riguardante la determinazione perequativa, elaborati dallo studio 15 ARC, che è il progettista di ACIL, dell'azienda di Buzzati, del Canguro, il contributo straordinario viene quantificato in euro 189.000. Tuttavia, in seconda commissione urbanistica, poi in assemblea pubblica del 29 luglio, infine in consiglio comunale, l'assessore all'urbanistica Paolo Gamba ha dichiarato un importo di 1.400.000, di cui tuttavia non si ha traccia in alcuna fonte, in alcun documento. Gli uffici comunali non hanno certificato ufficialmente la determinazione del contributo compensativo. Tali discordanze, pertanto, determinano gravi incertezze sia giuridiche da un lato, sia contabili dall'altro, tali da compromettere la legittimità e la trasparenza del provvedimento amministrativo. Il terzo elemento concerne, quindi, abbiamo detto, la criticità viabilistica ed ambientale, ossia l'area interessata dall'intervento del PUA si colloca in un nodo viario ad alta criticità. Infatti, come possiamo vedere, la rotonda di via Vittorio Veneto di fronte all'ex area AGIP, che sarà appunto il punto di accesso al supermercato, in questa rotonda, in questa via di via Vittorio Veneto, passano circa 26.000 auto al giorno, secondo il piano generale del traffico, e circa 5.000 auto all'ora negli orari di punta. Nel piazzale dello stadio, ossia la zona di uscita del supermercato, transitano circa 5.000 veicoli al giorno. Quindi capiamo come sia una via, e lo vediamo tutti i giorni, come sia una zona appunto già di per sé congestionata. La relazione trasportistica, ossia l'allegato A6 alla delibera, depositata agli atti, stima un incremento del traffico compreso tra il 10% e il 20%, con uno scenario realistico pari all'11,4%.
Da tutto ciò cosa ne deriva? Ne deriva che l'intervento produrrà un aggravio certo e significativo da una parte sulla viabilità urbana, dall'altra sulla stessa mobilità, in contrasto aperto con i principi di sostenibilità richiamati dalla legge regionale numero 11 del 2004 e dall'altra rispetto alla normativa VAS, decreto legislativo 152 del 2006. Quindi, in estrema sintesi ed in sostanza, la delibera numero 64 del 2025, del 31 luglio, del Consiglio Comunale, è viziata in più parti. 1. Perché è adottata in violazione della volontà popolare. 2. È affetta da incongruenze e potenziali violazioni normative in materia di contributo straordinario compensativo, ai sensi dell'articolo 16,4 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001, ossia testo unico in materia edilizia. In terza analisi, è priva di un'adeguata valutazione sull'impatto della viabilità e sulla vivibilità del quartiere. A tutti questi punti, punto per punto, appunto, l'architetto Rossato, tecnico del Comune di Belluno, ha controdedotto le osservazioni. Io adesso ve le espongo e le commenterò. Sul mancato rispetto della volontà popolare, l'architetto Michele Rossato, che è la caposezione dell'ufficio urbanistica del Comune di Belluno, dice che la partecipazione popolare consiste esclusivamente nell'esposizione della petizione in consiglio comunale. Dunque, la partecipazione popolare del quartiere di Belluno alla variante urbanistica non si manifesta attraverso le firme, non si manifesta attraverso osservazioni, non si manifesta attraverso incontri pubblici, ma si apre e si conclude esclusivamente nell'esposizione della petizione in consiglio comunale avvenuta nel medesimo giorno in cui è stata adottata la variante. Ecco. Quindi liquida in questa maniera le nostre firme, le firme del quartiere. Contributo compensativo straordinario. La variante al piano degli interventi e l'opera compensativa individuata, dice l'architetto Rossato, ricadono nel medesimo contesto territoriale che è individuabile con il quartiere di Baldenic. Questo è di fatto falso, non è reale, non è vero, è una falsità, perché il contesto su cui ricade appunto il PUA non è l'intero quartiere, bensì è solamente quella parte circondata di rossa, perimetrata di rosso, che comprende la zona FVB, BSB e parte di via Vittorio Veneto, non ricade nell'intero quartiere di Baldenic. Ecco, quindi questa controdeduzione è errata, è falsa. Per quanto riguarda il contributo straordinario, dice il tecnico dell'ufficio urbanistica, è stato calcolato secondo le linee guida ed è riportato nell'elaborato denominato C1 determinazione perequativa in 189.000 euro. Quindi non c'è traccia del 1,5 milioni citato in pompa magna dall'assessore Gamba e dal signor sindaco in tutte le cronache locali. Inoltre, con delibera di giunta del giugno 2025, la numero 115, l'amministrazione comunale ha preso atto della disponibilità espressa da parte della ditta ACIL di realizzare a proprie spese la nuova rotatoria di fronte all'Agosti, appunto a proprie spese. Una rotatoria che veniva richiesta dal nostro quartiere di Baldenic con un'assemblea frazionale dell'8 maggio 2025, su cui appunto che verrà finanziata quindi interamente con il contributo compensativo straordinario. Ecco. Qui bisogna dire una cosa, noi come frazione l'8 maggio effettivamente ci siamo riuniti, abbiamo redatto un documento con cui individuavamo tutte le opere pubbliche che erano per il quartiere. Tuttavia se il sindaco, l'assessore Gamba
l'architetto Rossato avessero di fatto letto e consultato il verbale dell'assemblea frazionale, presto si sarebbero accorti che il quartiere di Baldenic non richiedeva solamente una rotatoria con gli ammessi parcheggi, ma richiedeva una vera e propria riqualificazione della piazza del Don Bosco. Quindi quella era una vera opera di riqualificazione urbana. Non chiedevamo esclusivamente solamente la rotatoria. Quindi in questa maniera si sta strumentalizzando la decisione di un quartiere per permettere ad un privato di effettuare una operazione appunto commerciale, mentre la redazione del progetto esecutivo della nuova rotatoria sarà oggetto di un separato procedimento amministrativo. Ecco. Per quanto riguarda l'ultimo punto dell'osservazione numero 1, criticità viabilistiche ed ambientali, l'architetto del comune di Belluno, Michele Rossato, fa riferimento ad un documento prodotto dall'ingegner Piazza, che è appunto un documento prodotto per il Canguro, per la realizzazione di questo progetto. E cosa si dice qui? Qui si dice che l'ingegner Piazza dice che l'incremento del carico viario dell'11,4% si riferisce a spostamenti di persone e non allo spostamento di autoveicoli, di automobili, autoveicoli. E fa un esempio: un'auto che da A va a C realizza uno spostamento. Se il conducente decide di fare una sosta in un punto B intermedio tra A e C, allora il numero di spostamenti realizzati dalla singola raddoppia, dalla singola persona raddoppia. Questa quindi continua dicendo: l'incremento del numero di spostamenti non implica pertanto un incremento di veicoli. Ecco, questa è una dichiarazione alquanto delirante, perché noi sappiamo che in una città come Belluno gli spostamenti avvengono prevalentemente in automobile, altrimenti non avremo quell'ingorgo che tutti noi sappiamo in via Vittorio Veneto e quindi conseguentemente anche alla zona della Cerva. Quindi prevalentemente la gente si sposta in autoveicolo. Inoltre è un dato di fatto che un supermercato, quindi un'attività commerciale così grande, attiri un numero di persone, di automobili, di veicoli più grande e più massiccio rispetto a qualsiasi altra attività, qualsiasi altra destinazione diamo a quell'area, che sia residenziale o che sia direzionale. E se è vero che la gente, le persone non si spostano in automobili, ma si spostano semplicemente o a piedi o in bicicletta o non in autoveicolo, non si capisce allora il senso di prevedere dei parcheggi come standard urbanistici per l'attività commerciale. Infatti, come tutti sappiamo, ci saranno dei parcheggi pubblici in quell'area, e saranno parcheggi pubblici per il numero di 61 parcheggi su 95. Infatti la legge, da una parte la legge Tognoli del 1989, prevede che vi sia 1 metro quadrato di parcheggio ogni 10 metri cubi di costruito. A questo per tutte le attività, per tutte le destinazioni urbanistiche, residenziali e direzionali. A questo si aggiunge la normativa del Comune di Belluno, su cui si prevede appunto che per ogni metro quadrato di superficie ci sia quindi per ogni metro quadrato di superficie ci sia 1 metro quadro di superficie di vendita. Ecco. Dunque, come capiamo, questo tipo di operazione, questo tipo di attività commerciale attirerà in ogni caso una mole di parcheggi superiore a qualsiasi tipo di attività, qualsiasi altra attività che sia direzionale o appunto qualsiasi altra destinazione residenziale. Questa è la prima osservazione.
Per quanto riguarda la seconda osservazione presentata dal quartiere di Baldenic, questa seconda osservazione riguarda la mancanza di interesse pubblico. In questa osservazione abbiamo fatto emergere di fatto varie criticità. Uno, la carenza di motivazione sull'interesse pubblico prevalente, in coerenza con la pianificazione vigente. Terzo punto, compensazione inadeguata e non proporzionata. E il quarto punto concerne un'occasione mancata per una vera rigenerazione urbana. Cosa significa? Per carenza di motivazione sull'interesse pubblico prevalente, abbiamo di fatto scritto che, in contrasto con i principi della legge regionale numero 11 del 2004 e della legge urbanistica 1150 del 1942, la delibera numero 64 del 2025 non dimostra benefici concreti per la collettività, né il contributo a una sostenibilità, alla qualità urbana, alla riduzione del consumo di suolo. Pertanto l'intervento appare orientato ad un interesse prevalentemente privato, e questo contrasta inequivocabilmente con i principi pianificatori, vista anche la valenza originaria di quell'area, che era una destinazione FVP, lo è ancora in realtà, una destinazione di zona FVP, ossia verde pubblico attrezzato, e quindi una zona destinata a strutture e servizi di interesse pubblico. Il secondo punto, in coerenza con la pianificazione vigente. Il PUA, il piano urbanistico attuativo, risulta non coerente con il PAT, con il piano di assetto territoriale, e con il piano degli interventi comunali, nonché con la legge regionale numero 14 del 2019 che concerne la riqualificazione urbana, la legge 14 del 2017 sul consumo di suolo, le quali privilegiano rigenerazione sostenibile, servizi pubblici, verde e mobilità dolce. Nella fattispecie si riscontra assenza di servizi di interesse collettivo, una mancanza di spazi verdi e di funzioni sociali, e un ulteriore consumo ed impermeabilizzazione di suolo in un'area FVP di verde pubblico attrezzato. Per quanto riguarda le compensazioni inadeguate e non proporzionate, come abbiamo già fatto emergere nella precedente osservazione, il contributo straordinario previsto ai sensi dell'articolo 16 del DPR 380 del 2001 non risulta correttamente finalizzato. Perché la rotatoria prevista non è funzionalmente connessa all'intervento e non ricade all'interno dell'ambito del PUA, e quindi questo di fatto è contro la legge. Vi è un'assenza di opere per mobilità sostenibile, sicurezza e riqualificazione urbana, nonché vi è una mancanza di servizi e di spazi pubblici per il quartiere. Sulla mancata occasione per una vera rigenerazione urbana, di fatto qui abbiamo detto nell'osservazione che l'area AGIP ha sempre rappresentato un nodo cruciale e strategico per l'accesso alla città, con potenzialità di diventare un polo multifunzionale per servizi pubblici, spazi sociali e culturali, o per la creazione di un parco urbano a beneficio di tutta la collettività. Destinarla ad una funzione esclusivamente commerciale significa perdere un'occasione storica di riqualificazione sostenibile. Inoltre le conseguenze potrebbero essere quelle di aumentare il traffico in un nodo già congestionato, con impatti negativi sulla qualità dell'aria e sulla sicurezza stradale, nonché compromettere la vivibilità del quartiere, riducendo l'attrattività residenziale di Baldenic. Ecco, a queste osservazioni, dalle nostre osservazioni e ai punti critici sollevati da parte nostra, il Comune di Libelluno risponde in questa maniera. Per quanto riguarda dunque la carenza di motivazione sull'interesse pubblico prevalente, l'architetto Michele Rossato risponde che il piano di assetto territoriale
inserisce l'ambito oggetto della variante al piano degli interventi all'interno di un'area di urbanizzazione consolidata, destinata a residenze e servizi comprensivi delle funzioni compatibili, oltre alla dotazione pubbliche per la residenza, con esclusione delle attività industriali, artigianali, moleste o inquinanti. Di fatto, quindi, l'architetto Michele Rossato dice questo: nelle aree di urbanizzazione consolidata sono sempre consentiti gli interventi edilizi ed urbanistici nel rispetto dei parametri e della modalità di intervento previsti dal piano degli interventi, ove compatibili con il piano di assetto territoriale, come in questo caso. Ecco. Tuttavia c'è da dire una cosa, ossia la seguente. Il Comune, quindi l'architetto Michele Rossato, non rileva e non tiene conto che quell'area non è una qualsiasi area di urbanizzazione consolidata. Perché? Perché l'area in questione è stata classificata dal piano di assetto territoriale nel 2021 come area degradata e quindi conseguenzialmente di interesse pubblico, e su cui comunque rimane un vincolo urbanistico FVP, cioè verde pubblico attrezzato, F, cioè soggetto ad esproprio, VP, cioè verde pubblico attrezzato, in un'area in cui devono esserci quindi delle strutture e dei servizi pubblici, come definito dalle norme tecniche di attuazione al PRG e quindi al piano degli interventi. Dunque, il Comune di Belluno e quindi la Michele Rossato non tiene conto che quella non è una qualsiasi area di urbanizzazione consolidata, ma un'area degradata e quindi di interesse pubblico, su cui non è possibile effettuare determinate varianti. Secondo punto, l'incoerenza con la pianificazione vigente. L'intervento, ancora una volta, l'architetto Michele Rossato dice che l'intervento ricade su un ambito di urbanizzazione consolidata, dove sono sempre consentiti gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata. Ancora una volta qui si ripete la medesima cosa ripetuta prima, ossia non è una qualsiasi area di urbanizzazione consolidata, ma è un'area dove prevale un interesse pubblico e quindi non è compatibile qualsiasi determinate destinazioni urbanistiche, varianti, trasformare quell'area con determinate destinazioni urbanistiche. Quindi quello che scrive l'architetto Rossato di fatto è falso. Per quanto riguarda le compensazioni inadeguate e non proporzionate, l'architetto Rossato dice che nelle controdeduzioni di fatto dice che la delibera consiliare numero 43 del 2022 individuò dunque l'area quale zona di recupero del patrimonio edilizio esistente e dunque un piano di recupero per il patrimonio edilizio esistente. Nell'assemblea frazionale, ancora una volta, ripete che nell'assemblea frazionale svoltasi in data 8 maggio, l'assemblea frazionale individuava come opera di riqualificazione del quartiere, opera pubblica di interesse del quartiere, la rotonda di fronte agli Agosti. E con delibera numero 115 del 2025 la Giunta ha dunque preso atto che la ditta proponente si assumeva l'incarico e a proprie spese di costruire questo tipo di opera pubblica, individuando dunque in quella opera il contributo compensativo straordinario per la realizzazione dell'opera pubblica. Ancora una volta però l'architetto Rossato non entra nel merito della questione e di fatto dunque la
controdeduzione risulta carente e non entra nel merito della questione. Perché? Perché noi dicevamo semplicemente che quel tipo di opera di contributo compensativo straordinario deve ricadere all'interno del perimetro. Questo però l'architetto Michele Rossato non lo confuta, dice un'altra cosa, e quindi di fatto questa controdeduzione è carente e non entra nel merito. Per quanto riguarda l'opportunità per una mancata rigenerazione urbana e quindi destinare l'area a funzioni commerciali avrà una conseguenza sull'aumento di traffico e una compromissione sulla vivibilità del quartiere, l'architetto Rossato e quindi il comune di Belluno rimanda alla valutazione ambientale strategica della regione Veneto, che poi vedremo cosa dice e cosa prevede effettivamente nello specifico. Terza osservazione sulla congestione del traffico. Con questo tipo di osservazione di fatto noi andavamo a evidenziare che con la costruzione, con questa variante urbanistica commerciale, di fatto si andava a contrastare con le strategie del PUMS, del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, del PGTU, del Piano Generale del Traffico Urbano, che prevedono alcune cose, che prevedono come obiettivi la riduzione del traffico veicolare privato, il potenziamento della mobilità dolce e del trasporto pubblico. Tuttavia, il progetto invariante al piano degli interventi va in direzione opposta. Uno, perché genera un ulteriore traffico indotto, peggiorando di fatto la congestione e i tempi di percorrenza. Due, perché non prevede dei percorsi sicuri per ciclisti o per pedoni, né interventi di moderazione della velocità del traffico, soprattutto nella discesa che va dal via Vittorio Veneto, nella discesa del Millennium, che va da via Vittorio Veneto fino al piazzale della Resistenza. Non ci sono quindi dei percorsi sicuri, come ad esempio un passaggio pedonale. Non contempla delle misure per il trasporto pubblico, come delle corsie preferenziali o fermate attrezzate da ambe le corsie. Inoltre non ci sono delle opere infrastrutturali per la mobilità sostenibile, perché ad esempio non è prevista la costruzione di una pista ciclabile protetta lungo via Vittorio Veneto e eventuali ulteriori collegamenti con il quartiere. Non è considerato il rafforzamento della rete pedonale, come marciapiedi sicuri, attraversamenti rialzati o illuminazione dedicata, ma soprattutto il sistema di sensi unici in via Colle e in piazzale dello stadio vanifica ogni eventuale mitigazione del traffico prodotta dalla rotatoria richiesta dal quartiere. E inoltre la realizzazione dell'intervento produrrà un aumento della pericolosità per i pedoni ciclisti, come abbiamo già detto, specie in prossimità della rotatoria di via Vittorio Veneto e degli accessi al parcheggio del Canguro. Ci sarà un peggioramento della qualità urbana e della sicurezza percepita, scoraggiando così l'uso della bicicletta e della mobilità attiva, e contrasta inequivocabilmente con gli obiettivi di sostenibilità fissati dall'Unione Europea e dalla Regione Veneto. A queste osservazioni, a questi punti, l'architetto Rossato ancora una volta risponde in maniera generale e non entrando di fatto nel merito. Ad esempio, per quanto riguarda l'incoerenza con il PUMS e il PGTU, ci definisce che cosa significa PUMS e ci definisce cosa significa PGTU, quindi i piani urbanistici e di pianificazione strategica, ma rimandando poi un'ulteriore volta al parere della Commissione VAS. Quindi di fatto non ci spiega perché non ci confuta il fatto che questa variante sia incoerente con il PUMS e con il PGTU. Per quanto riguarda ad esempio la mancanza di opere infrastrutturali per la mobilità sostenibile, ossia che non ci sia una ciclabile protetta di collegamento con il quartiere e marciapiedi sicuri, il Comune
risponde che la variante al piano degli interventi per quanto riguarda l'ambito progettuale, seppur in modo limitato, prevede la predisposizione di una ciclopedonale e marciapiedi, come ad esempio anche gli stalli per le biciclette, ma appunto risponde in maniera approssimativa e limitata a quel piccolo settore che sarà appunto poi, come vedremo, il lotto 1 delle opere di urbanizzazione, e rimanda appunto ancora una volta alla valutazione ambientale strategica della Regione Veneto. Per quanto riguarda l'ultimo punto, ossia il fatto, l'elemento critico secondo cui il sistema dei sensi unici in via Colle e in Piazzale dello Stadio, Piazzale della Resistenza, vanifichino ogni mitigazione del traffico prodotta dalla rotonda via Agosti richiesta dal quartiere, l'architetto Michele Rossato risponde che le opere di compensazione previste sono volte alla soluzione delle criticità evidenziate. Quindi ancora una volta risponde in maniera approssimativa e non entrando nel merito. Queste sono le risposte del Comune di Belluno alle osservazioni presentate. Dopodiché, ultima osservazione della frazione, prima di passare alla variante, alla valutazione ambientale, riguarda il consumo di suolo. Nella osservazione numero 4 andavamo quindi a far emergere delle criticità inerenti al consumo di suolo nell'area AGI. La fonte che utilizziamo per questo, che abbiamo utilizzato per queste osservazioni, è la legge regionale numero 14 del 2017, cioè la legge regionale sul consumo di suolo. La legge regionale ci dice una cosa, che il consumo di suolo deve essere ridotto progressivamente fino ad azzerarsi entro il 2050. La stessa legge prevede che il consumo di suolo sia ammesso solo ed esclusivamente in via eccezionale, qualora sia dimostrata l'indispensabilità dell'intervento per soddisfare fabbisogni privi di alternative, e prevede che sia data priorità al riuso e alla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, alla bonifica delle aree degradate e alla valorizzazione degli spazi pubblici. Sempre nella nostra osservazione dicevamo appunto che l'intervento in oggetto non rispetta la finalità di azzeramento del consumo di suolo per diversi motivi. Innanzitutto perché la proposta di variante urbanistica, pur insistendo su un'area già parzialmente edificata, comporta un'ulteriore impermeabilizzazione del suolo per la realizzazione di parcheggi, viabilità interna, nuovi fabbricati, in un'area in cui dal 1999 ad oggi ha sempre avuto un vincolo conformativo di tipo VP, ossia di verde pubblico attrezzato. Mancano in questo tipo di operazione urbanistica delle misure concrete di mitigazione, ad esempio delle aree verdi. Ne deriva dunque che, pur non trattandosi di un consumo di suolo puro, quindi integro in senso stretto, l'intervento aggrava la condizione di impermeabilizzazione di un'area urbana già critica, in contrasto con i principi cardine della legge regionale numero 14 del 2017. Infine, dunque, l'intervento in oggetto, pur presentandosi come rigenerazione urbana, non realizza una vera riqualificazione ambientale, bensì consolida ed amplia la cementificazione dell'area, sottraendo un'opportunità reale di rinaturalizzazione e mitigazione climatica. Nella medesima osservazione andavamo poi a evidenziare che con questa operazione urbanistica commerciale ci sarà un incremento del deflusso idrico superficiale, nonché una creazione di
di isola di calore urbana dovuta alla riduzione delle superfici vegetali e dall'incremento di asfalto e di cemento, nonché una perdita di funzioni ecologiche ed ecosistemiche del suolo, come ad esempio assorbimento della CO2 o regolazione microclimatica. Per questi motivi, questi effetti, combinati con l'assenza di opere compensative ambientali, rendono il progetto incompatibile con principi di sostenibilità ambientale sanciti dalla normativa regionale e dalla normativa nazionale in materia di VAS, decreto legislativo 152 del 2006. A tutte queste osservazioni, ancora una volta, l'architetto Michele Rossato del Comune di Belluno risponde in questa maniera, ossia che sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della presente legge gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, perché secondo lei questo è un ambito di urbanizzazione consolidata. L'intervento non comporta pertanto alcun aumento del suolo consumato. Ecco, questo tipo di osservazione vediamo ancora una volta essere carente e fallace per un motivo, semplicemente perché, come ho detto prima, non si tratta di uno semplice ambito di urbanizzazione consolidata, ma si tratta appunto di un'area definita, degradata dal PAT, quindi di interesse pubblico, quindi di valenza pubblica, e non è una qualsiasi, appunto, non è un qualsiasi ambito di urbanizzazione consolidata. Questo, la zona dell'area AGI fu individuata come area FVP, ovvero come uno standard urbanistico del piano regolatore generale. Dunque non si tratta di un qualsiasi ambito di urbanizzazione consolidata, è uno standard di verde pubblico, è uno standard di urbanizzazione, è uno standard urbanistico. Quindi anche questo tipo di osservazioni, di controdeduzione delle nostre osservazioni, non tiene conto dell'area FVP come standard urbanistico. Per quanto riguarda, ancora una volta, per quanto riguarda il contrasto con gli obiettivi di pianificazione comunale e regionale, dove sostenevamo di fatto che l'intervento non realizzi una vera riqualificazione ambientale, ma consolidi la cementificazione dell'area sottraendo un'opportunità reale di rinaturalizzazione e mitigazione climatica, cosa fa il Comune di Belluno, cosa fa il tecnico del Comune di Belluno? Ci dice ancora una volta che questa è un'area di urbanizzazione consolidata, appunto non tenendo conto di quello che ho detto precedentemente, cioè che non sia un'area qualsiasi di urbanizzazione consolidata, bensì un'area definita degradata, lo rimarco perché è importante, un'area definita degradata dal piano di assetto territoriale, quindi dallo strumento urbanistico di pianificazione e quindi di interesse pubblico, e comunque funge da standard urbanistico. Quindi è un'area di urbanizzazione, secondo lei, è un'area di urbanizzazione consolidata. Per tali aree il piano degli interventi considera strategia prioritaria il recupero del patrimonio edilizio inutilizzato e dismesso e prevede il completamento dell'edificazione, secondo destinazioni d'uso e indici di densità che lo stesso fissa in modo omogeneo rispetto agli insediamenti esistenti, nonché il completamento e il miglioramento dello standard qualitativo della dotazione dei servizi. Pertanto l'intervento non comporta alcun aumento del suolo consumato. Qui tuttavia non si tiene conto di una cosa, l'architetto Michele Rossato non tiene conto di una cosa, ossia che con questo tipo di operazione urbanistica si recupera il volume, lo si abbatte i fabbricati, si recupera il volume e lo si aumenta del 40% andando a edificare su un'area di verde pubblico. Dunque, ancora una volta, dobbiamo confutare questo tipo di controdeduzione che a mio parere è carente e non pertinente
e non entra assolutamente nel merito, non tenendo conto ancora una volta dell'area FVP come verde pubblico e quindi come standard urbanistico. Per quanto riguarda gli impatti ambientali e climatici connessi al consumo di suolo, qui ancora una volta l'architetto Rossato non fa altro che rimandare alla valutazione ambientale strategica, che poi vedremo cosa dice la Regione Veneto a riguardo, e aggiunge che le opere di mitigazione del suolo sono state valutate nella conferenza dei servizi. Ecco. E conclude così le osservazioni da noi presentate. Quindi capirete anche voi che le controdeduzioni a queste osservazioni non solo non sono state esposte al pubblico, ma sono anche in molti punti carenti e non entrano nel merito della questione. Ecco, molto velocemente, un'ulteriore discussione riguardo alla valutazione ambientale strategica. Noi come quartiere abbiamo presentato un'ulteriore osservazione che riguarda appunto la valutazione ambientale. Ecco. In questa osservazione noi andavamo a far emergere delle criticità, però questa volta nell'ambito ambientale, come ad esempio il fatto che non fosse previsto dunque un'opzione 0, non fossero previste due alternative progettuali reali e non fossero previste delle matrici di impatto con indicatori quantitativi come ad esempio metri quadri di suolo consumato oppure tonnellate di CO2 emesse all'anno e livelli di immissione in aria e rumore. Inoltre, appunto, non c'è una motivazione tecnica e scritta per l'esclusione di soluzioni a minore consumo di suolo, con criteri di valutazione esplicitati. Sempre nella valutazione dell'osservazione alla VAS abbiamo fatto emergere una criticità appunto anche qua inerente al consumo di suolo e alla impermeabilizzazione, cioè non è chiara la quantificazione di consumo di suolo che viene quindi effettuata. Questo contrasta quindi con la legge regionale numero 14 del 2017 che prevede il contenimento del consumo di suolo, e qui chiedevamo tutta una serie di documentazioni, tra cui anche il piano SUZ, cioè sistemi di urbano di drenaggio sostenibile. Inoltre non sono state previste delle misure compensative obbligatorie che poi sono state riprese però nella valutazione, nel parere della VAS della Regione Veneto. Non sono previste delle misure compensative obbligatorie come ad esempio delle piantumazioni, dei tetti verdi, delle pavimentazioni drenanti o un piano di manutenzione del verde triennale da parte dell'azienda. Inoltre facevamo rilevare che questo tipo di destinazione, questo tipo di operazione urbanistica impatterà sia sul traffico, sia sulla qualità dell'aria, sia anche su un inquinamento dal punto di vista sonoro. Quindi chiedevamo di fatto una modellazione della qualità dell'aria, quanti PM2.5, quanti polveri sottili, e quanti PM10 nello scenario post-intervento. Infine facevamo emergere una questione che io reputo importante, cioè l'incoerenza della variante urbanistica dell'operazione urbanistica con l'agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in particolare con l'obiettivo 11, città e comunità sostenibili, dove questo punto richiama l'attenzione sulla promozione della pianificazione partecipata e sostenibile, riduzione dell'impatto ambientale urbano, in particolare sulla qualità dell'aria, garantire l'accesso universale a spazi verdi sicuri ed inclusivi
e quindi per questi motivi la variante proposta, che invece al suo contrariamente aumenta superfici impermeabili e pressioni ambientali locali, è in chiaro contrasto con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e con i principi di sostenibilità europei e nazionali. Infine, ancora un ultimo richiamo alla mancanza del rispetto della volontà popolare. Si richiamano le 800 firme che sono state depositate e inviate alla Regione Veneto, il verbale dell'Assemblea frazionale del 28 giugno, l'incontro pubblico con il sindaco, il link di YouTube e le 1408 firme allegate alle osservazioni depositate, qui richiamate come parte integrante. Si conclude l'osservazione e la valutazione ambientale dicendo che la prosecuzione dell'iter, nonostante tale opposizione, contrasterebbe con i principi di partecipazione e di trasparenza previsti dal decreto legislativo 152 del 2006 e dalla Convenzione di Aarhus del 2001, ratificata anche dall'Italia. A tutte queste osservazioni l'azienda ACIL ha di fatto prodotto la documentazione idraulica, quella dei piani, del piano SUZ, quindi di drenaggio sostenibile, però sul consumo di suolo e l'impermeabilizzazione dice una cosa, cioè riconferma quello che ha detto l'architetto Rossato, ossia che il PUA si colloca su una superficie già urbanizzata e quindi di fatto non c'è consumo di suolo. Questo purtroppo per loro è falso. Richiama ancora una volta sull'impatto cumulativo del traffico, della qualità dell'aria e del rumore, dicendo che la stima reale dell'11,4% di aumento del traffico non riguarda autoveicoli, ma riguarda spostamenti di persone e pertanto questo non impatta sulla qualità dell'aria e del rumore. Penso che questo tipo di osservazione sia già stata confutata antecedentemente. Ecco. Queste sono le osservazioni che abbiamo presentato, le controdeduzioni che il Comune di Belluno ha di fatto prodotto, non sono state mai esposte al pubblico, sono state effettuate in commissione urbanistica, seconda commissione. Il 5 febbraio, poi mi avvio alla conclusione, il 5 febbraio la Commissione regionale per la valutazione ambientale strategica, VAS, ha prodotto di fatto appunto il proprio parere. Tuttavia non è un parere semplice, non è una cosa semplice, nel senso che la Regione ha individuato 3 elementi di valutazione fondamentali. In prima analisi, sulla viabilità e sulla coerenza pianificatoria. Dice la Regione Veneto: è emerso un contrasto sostanziale tra la soluzione viabilistica proposta dal PUA, raddoppio della corsia e svolta a sinistra in via del Plebiscito, e le previsioni del piano generale del traffico urbano adottato dal Comune. Tale contrasto deve essere risolto obbligatoriamente per garantire la coerenza gerarchica con la pianificazione di settore. Quindi di fatto bisogna eliminare quella corsia di svolta a sinistra che da via del Plebiscito va verso via Vittorio Veneto, perché appunto è in contrasto con il PGTU con il PGTU. Valutazione delle alternative. Dice la Regione Veneto: la scelta dello scenario commerciale è stata giustificata dal rapporto ambientale prevalentemente su criteri di fattibilità economica per sostenere i costi degli interventi previsti. Nonostante tale scenario, attenzione, generi il maggiore impatto sul traffico prodotto. Ecco. Quindi di fatto dà ragione alle osservazioni presentate qui non solo dal comitato di quartiere e quindi depositate dal sottoscritto, ma anche ad altre osservazioni. Ecco, quindi dà ragione alle osservazioni, la Regione dà ragione alle osservazioni.
Questo un ulteriore punto, la matrice suolo. L'area, dice la Regione Veneto, caratterizzata dalla pregressa presenza di una stazione di servizio area ex Agip, necessita di conferme sulla matrice suolo profonda ai sensi del DPR 120 del 2017. Dice la Regione Veneto dunque che sotto il suolo dell'area ex Agip ancora ci potrebbe essere una contaminazione prodotta dalle cisterne di gasolio, quindi ciò ci fa pensare che la bonifica, e poi vedremo l'atto di bonifica, ve lo farò vedere, non è mai stata effettuata. Detto questo, la Regione Veneto esprime parere favorevole subordinato a rigide prescrizioni per risolvere le criticità emerse, in particolare l'obbligatorio adeguamento del progetto viabilistico alle previsioni del PGTU e quindi il divieto della svolta a sinistra, salendo dal via del Plebiscito verso via Vittorio Veneto. Quindi sarà possibile solamente girare a destra salendo da via del Plebiscito verso la rotatoria. Perché dico questo? Perché la corsia di svolta a sinistra era individuata come opera di urbanizzazione primaria all'interno del PUA. Detto questo, ci sono tutta una serie di prescrizioni che la Regione fa al Comune di Belluno, dicendo che si dovrà pubblicare una dichiarazione di sintesi che contiene informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del pubblico, dare informazioni sugli eventuali contributi ricevuti e sui pareri espressi, illustrare le alternative, le motivazioni nonché le ragioni per le quali è stata scelta la proposta del piano, descrivere in che modo si è tenuto conto del parere motivato e delle osservazioni pervenute. Si precisa che in difetto di questo adempimento la Commissione regionale rimarrà impossibilitata ad esprimere le proprie valutazioni in merito in relazione ad eventuali future istanze. Dunque abbiamo visto che la Regione Veneto prescrive il divieto di svolta a sinistra in uscita da via del Plebiscito, ma non è l'unica prescrizione che la Regione fa al Comune di Belluno, perché ce ne sono ulteriori 3 almeno. E ve le descrivo e poi concludo e lascio la parola all'Assemblea. Ecco, dovrà essere data piena attuazione al piano di monitoraggio, integrando l'indicatore traffico veicolare per misurare i flussi reali post operam, quindi quantità, code, velocità media, e verificare la correttezza delle stime modellistiche. Il monitoraggio sul traffico dovrà tenere conto anche di eventuali manifestazioni dello stadio limitrofo. Dovrà essere data evidenza delle indagini ambientali sui suoli, ai sensi del DPR 120, al fine di confermare la conformità dei livelli qualitativi della matrice suolo-sottosuolo profonda con le concentrazioni soglia di contaminazione in considerazione della pregressa presenza della stazione di servizio e della necessità di conferme sulla bonifica dell'area, cioè ad oggi non abbiamo una conferma sulla bonifica dell'area. Poi un'ulteriore prescrizione, la penultima, per cui le acque meteoriche di dilavamento, piazzali e pluviali, dovranno essere conferite esclusivamente nella rete comunale delle acque bianche e non nella fognatura mista, prevedendo adeguati sistemi di trattamento di prima pioggia per le aree a parcheggio e manovra. Infine, in fase di progettazione esecutiva e realizzazione dovranno essere adottate soluzioni orientate ai criteri di Urban Health. Nello specifico
è prescritta la realizzazione di un passaggio pedonale dotato di caratteristiche di piena accessibilità che garantisca il collegamento diretto e sicuro tra l'ambito di intervento, quindi il supermercato, e il parco giochi adiacente, di fatto dando ragione alle nostre osservazioni sulla pericolosità per i pedoni nella discesa del Millennium. Dovrà essere promossa la messa a dimora di nuove alberature per compensare le eventuali rimozioni e mitigare l'effetto di isola di calore, favorendo contestualmente la permeabilità dei suoli e il rallentamento del deflusso delle acque meteoriche. Di fatto qui quindi la Regione dà ragione alle nostre, accoglie le nostre osservazioni in cui dicevamo che con questo tipo di operazione urbanistica si sarebbe creata una isola di calore, poca permeabilità dei suoli e non ci sarebbe stato quindi il rallentamento e il deflusso delle acque meteoriche. Io penso di aver esposto tutto anche abbastanza esaustivamente. Unica cosa che vorrei far vedere prima di lasciare la parola all'assemblea frazionale è questo. Sono le opere di urbanizzazione che devono essere effettuate dal privato. Si vede? Sì. Okay. Allora, come vediamo, quello arancione mi pare sia il lotto 1, ossia le opere viarie e quindi la ciclabile. Dovrà essere costruita la ciclabile di fronte al supermercato, di fronte ai parcheggi in realtà del supermercato. Sarà una ciclabile larga 3 metri, che inizierà, questo è dove vedete la svolta a sinistra, quella non verrà mai realizzata appunto per le prescrizioni della VAS. Come vedete questa ciclabile, che non è poi una ciclabile pura, una ciclopedonale, inizia qui in via del Plebiscito e si ferma e finisce qui, basta. Non è previsto, non c'è un collegamento ad ulteriori ciclabili, non è previsto un ulteriore collegamento. Ci sarà l'allargamento di via, mi dispiace, non so questa che via sia, io l'ho sempre chiamata discesa del Millennium. La discesa del Millennium verrà allargata di 3 metri e mezzo, mi pare, fino a un massimo di 5 metri e mezzo. Perché? Per permettere ai camion superiori alle 3 tonnellate e mezzo di scendere giù. Perché questa fungerà da uscita del futuro, forse, supermercato. Ecco. Una cosa voglio farvi vedere però. Se vi ricordavate, anche in consiglio comunale qualcuno ha detto che la pensilina dell'autobus avrebbe avuto una corsia dedicata e ci sarebbe stata anche un rientramento nella zona AGI per permettere all'autobus di parcheggiare. Ecco, questo non è assolutamente vero, non esiste. Ecco dove verrà creata la fermata dell'autobus. La fermata dell'autobus verrà fatta indietreggiare di 120 metri e verrà creata togliendo i posti auto in via Vittorio Veneto appena davanti in via Gazzetti. Ecco, quindi non è qua, è extra ambito, quindi sarà creata qua. Per quanto riguarda i parcheggi, ecco, in totale i parcheggi saranno 95. Saranno tutti utilizzo pubblico? No. Sono 61 i parcheggi pubblici, destinati quindi al pubblico, di cui 47 sono sotto, gli altri sono sul tetto. Non ci saranno
dei parcheggi interrati, forse per paura di trovare qualcosa, forse non ci si fida a scavare sotto per paura di trovare qualcosa, e per questo ci troveremo i parcheggi sul tetto del supermercato. Ecco. Volevo dire, queste sono le opere di urbanizzazione primaria. Ecco. Quindi fermata dell'autobus di là, il ciclo pedonale e parcheggi in parte sotto e in parte sopra. Ecco, questo è quanto io volevo farvi vedere questo. Poi io non mi prolungherei ulteriormente visto che ho parlato già abbastanza, e quindi io ho spiegato le mosse che sono state fatte fino adesso all'assemblea frazionale le contromosse. Lascio la parola a chi vuole intervenire. Io la metterei qua, perché non ho così. Se per favore può dire nome e cognome. Sono Preloranda, buonasera a tutti. Sono Preloranda, sì. Grazie dell'esposizione, io in parte ho sempre seguito la vicenda. La prima domanda che mi viene è la seguente: bene o meglio non bene quello che ha scritto il Comune, che è stato molto lacunoso, sintetico e inadatto al ruolo che copre. Le mosse che si possono fare adesso quali sono? Perché noi le osservazioni le abbiamo fatte, le controdeduzioni sono state... Scusate, le osservazioni le abbiamo fatte, le controdeduzioni sono state ridicole, e quindi prima domanda. Seconda domanda: cosa incassa il Comune da questa manovra, al di là della fermata dell'autobus, la rotonda e quello che ci è stato promesso dalla realizzazione del supermercato? E terza e ultima domanda: visto che quantomeno per la parte di rotonda che vogliono realizzare davanti all'Agosti sembra che ci facciano un favore, che abbiano raccolto le nostre esigenze, possiamo intervenire per dire una parola sul progetto, o ci viene calato anche questo dall'alto? Grazie. Sulle ulteriori contromosse io ho qualche idea, però lascerei che magari alla fine perché poi verrà messo all'ordine del giorno anche ciò che emergerà dall'assemblea. Ecco. Sul progetto della rotatoria io attualmente non ne so niente, forse ci verrà calato dall'alto come via Feltre, forse non lo sappiamo. Io spero che ci sia anche qui una partecipazione popolare, almeno l'esposizione del progetto, perché credo che sia importante sapere almeno quello che verrà fatto. Io purtroppo non lo so, se c'è qualche rappresentante del Comune qui si faccia vivo, io non ho, ma l'assessore Marco Dal Ponte è stato invitato, come è stato invitato anche l'assessore Gamba, ma non hanno dato risposta. Era il presidente della commissione urbanistica, mi sembrava, non so se è ancora qua. Quindi sul primo punto alla fine ne parleremo. Ecco. Sul secondo punto purtroppo non lo so, io spero, auspico una partecipazione popolare. E sulla risolta hai ricevuto le osservazioni del quartiere? Sì, queste sono quello che ha detto, in parte sono state accolte, in parte sono state rigettate, però abbiamo visto come alcune cose sono state accolte, per esempio la mitigazione del suolo, la bonifica, la realizzazione del passaggio pedonale e il divieto di svolta a sinistra, che in realtà non abbiamo detto noi, hanno detto altre associazioni. Se c'è qualcun altro che vuole intervenire, ci faccia avanti. Scusa, tu dai per scontato che tutti sappiano qual è il piano della viabilità. Sì, cioè io
Oddio, adesso tutto non lo so. Nel senso, quando si viene su dal ponte sotto, al semaforo, e poi illustrare. Oddio, io attualmente non ne so niente, cioè ci sono delle indicazioni sul PGTU, sul PUMS, però quando io chiesi all'assessore Paolo Gamba di venire a illustrare la modifica della viabilità, mi disse che non era ancora nulla certo. È ancora così, non c'è Però per nulla favore, di se certo. riuscite a venire qui così Posso esponenti. venire a illustrare un po', l'ho appena guardato oggi il piano del traffico. Sì. Mi sentite? No? Ah, vabbè. Ci faccio un giro. Allora, sono Francesco Palma, devo tenere una conferenza il giorno 23, giusto? In cui parleremo un po' della storia del nostro quartiere. Ho messo la data 1813 perché si fa riferimento al catasto napoleonico, in realtà farò un cenno anche sul periodo romano. Ho dato un'occhiata al piano del traffico. Come al solito i miei colleghi fanno una grande analisi con decine di tavole, io non so cosa sia costato, ma penso qualche decina di migliaia di euro, per arrivare a questa conclusione. Dal punto di vista del traffico lasciamo perdere perché non viene risolto il traffico in transito, come lo sappiamo, vale a dire la cosiddetta circonvallazione. Qui però dobbiamo fare un appunto, entra in mezzo la sovrintendenza, quindi una soluzione pedemontana è stata scartata, una soluzione lungo il Piave è stata scartata, per cui non è che ci siano poi tante soluzioni. Ho sempre detto che il piano Samonà era la soluzione ideale per creare lo scorrimento del traffico in transito fuori dal centro urbano. Allora, dopo tutte queste analisi che ho visto fatte in maniera pregevole, ve ne dico solo una, quella relativa agli incidenti. Allora, la zona, mi fai vedere ancora la PRG, ma che tutti conosciamo, davanti, il tratto davanti l'Europa ha il più alto indice di incidenti pedonali, penso, non dico d'Italia, ma quasi. C'è un concentrato di incidenti marcati in questa tavola di piano che è lampante di una situazione critica che non è stata per niente considerata. Bene, dopo tutta questa analisi costosissima, sapete a quale diciamo così, scelte progettuali siamo arrivati per la nostra strada, quella che parte in sostanza dal bivio della Cerva, arriva fino al bivio di Nogaré? Una sola, è vietata la svolta a sinistra. Bene, io mi vergogno di essere un pianificatore e un architetto, perché dopo tutte queste analisi arrivare a dare solo queste indicazioni, diciamo il discorso è un po' povero. Allora, come fa un comune accettare di fare un ennesimo supermercato su una zona ad alto rischio per il traffico? Non solo per il traffico veicolare, ma anche e soprattutto, lo dobbiamo dire, per i pedoni. La presenterò questa tavola. Io quando l'ho vista ho detto bellissima questa analisi, però è chiaro che come al solito si fanno tante analisi ma poi non si risolvono i problemi. Non si risolvono i problemi perché purtroppo questo territorio, che è il nostro territorio, il nostro quartiere, è stato rovinato da una scellerata pianificazione, scusate, da una scellerata edificazione, per la mancanza di scelte urbanistiche come fanno nei paesi civili, come ad esempio l'Olanda, che è leader al mondo in fatto di pianificazione urbanistica. Si è costruito tanto e male. La realtà qual è adesso? Che fare una strada che raddoppi via Vittorio Veneto risulta difficile, lo sapete anche voi. C'è una bella strada che arriva a un certo punto, poi c'è l'autatoria e tutto si ferma, perché da lì arrivare fino al centro di Belluno sono problemi, o meglio il problema è unico, andare sottoterra perché non c'è modo di far passare la strada. Ecco, questo volevo dire.
analizzando quello che è stato lo sviluppo di questo quartiere, del nostro quartiere, che è il più densamente abitato dell'intera provincia, perché qui vivono, mi sembra, in circa 17.000 abitanti, tutti i supermercati che sono stati previsti, guardate che non è mica solo questo, lo sapete, ce ne sarà un altro nell'area Faena, ci sarà un altro che lo stanno già facendo nell'area dove c'era lo Spizzico, mi sembra, per cui oltre a questo ce ne sono altri 3. Io non so come facciano a vivere i supermercati, o meglio lo so, però è una questione economica, però purtroppo ci cadranno tutti in quel pezzo di strada che io penso sia il più incasinato sicuramente della provincia. Se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Siamo qua perché ho cose un po' pesanti da dire. Sono Furio Bazzon, parlo a nome di alcuni di noi del comitato Badenic 24, che si è trovato più volte negli ultimi tempi su questi argomenti qua, e devo dire che questo è l'aspetto positivo di quello che sta succedendo, forse l'unico dell'ex Agip, di quello che sta succedendo, perché a questo evento dove noi chiedevamo un centro civico, il comune ci dà un supermercato, ha smosso un forte senso popolare civico che non c'era prima. Siamo 82 persone che si iscrivono tutti i giorni su questi temi, e anche su temi più costruttivi e creativi. Abbiamo degli eventi ogni mese su temi civici che ci vedono molto presenti, quindi è bello, si gira per la strada, si saluta persone che non si conoscevano prima. Però tornando al tema di oggi, allora, premesso che nonostante i titoli dei giornali che abbiamo visto, qui non c'è un permesso di costruire, sottolineo, non c'è un permesso di costruire, dovrà essere presentato un permesso di costruire, ed è un processo, vi assicuro, io sono nel settore, è un processo qua rognosissimo per chi deve presentarlo, perché la regione gli ha dato non 3, ma gli ha dato 20 prescrizioni pesantissime, che se dovessi prepararle io ci metto mesi e forse mi passa la voglia, e comunque più hanno gli occhi di tutti noi addosso, quindi qua è un processo, arrivare al permesso di costruire è pesante. Per cui noi riteniamo che ci sia uno spazio per ricorrere alle decisioni che il Comune si è preso fino a qua. Si sono prese delle belle ronde, delle belle responsabilità. Hanno passato a questo architetto Michela Rossato, povera, giovane, non si è esposto il suo capo, Tognon, l'hanno passato a lei in questa palla di rispondere alle contraddizioni. Ha fatto un sacco di errori, un sacco di lacune. Si è presa una responsabilità pesante che può diventare una responsabilità legale insieme al sindaco, insieme al vice sindaco, insieme ai consiglieri che hanno votato e hanno approvato questa variante e hanno approvato le controdeduzioni. Per cui c'è spazio, ci sono tanti temi, li avete sentiti, io ne ho contati una trentina di temi di criticità, sono veramente tanti. Basta che uno di questi non funziona per far saltare tutto il processo, basta che uno. Per cui ci sono tante vie per fare un ricorso su tutti i canali che possono essere. I temi li abbiamo sentiti, ce ne sono alcuni tecnici forti, chiari, la compensazione con la rotatoria che è fuori dell'ambito specifico, va bene, la riporteranno lì, però è un processo anche quello da riconfigurare. C'è un tema della bonifica che è molto delicato e ci riguarda tutti, perché qua non è per niente chiaro se è stato bonificato o non è stato bonificato, e se l'inquinamento è andato in falda, è andato in acqua, non ci sono tanti aspetti, bisogna che siano ben chiari questi. C'è solo una lettera dell'ENI che gira
di autocertificazione che dice che è stata fatta la bonifica, la regione chiede prove di questa bonifica, quindi c'è qualcosa che ogni volta che si nomina la bonifica si scatta una certa agitazione, c'è qualcosa da approfondire anche solo. Poi parla di rigenerazione urbana, ma non è una rigenerazione urbana, con un supermercato facciamo la rigenerazione urbana, no? Vi dico, in letteratura non è previsto fare rigenerazione urbana con un supermercato, a meno che il supermercato non offra degli spazi alla comunità che non ci è mai offerto. Quel centro civico che parlavamo, ce l'ha mai offerto? No. In ogni caso non c'è compatibilità tra il piano regolatore e le destinazioni che avevamo sentito precedenti di verde pubblico, che permangono qualsiasi trasformazione avvenga, qualsiasi, fino alla variante. Quindi loro fanno una variante che non va bene dal punto di vista del rispetto di quello che si erano dati come norme del territorio. Ma poi, sinceramente, nel ricorso, che spero la frazione appoggi e anche i presenti, ci sono degli aspetti più delicati che vorremmo inserire, che non sono solo quelli tecnici. Allora, qua è un po' delicato perché comunque io conosco anche personalmente le persone che ci governano, so quanto difficile sia oggi governare e che responsabilità ti prendi, però attenzione che qui sembra chiaro che non c'è un interesse pubblico su questo tipo di attività, sull'apertura di un supermercato, e la variante che è stata fatta deve essere motivata con un interesse pubblico. Dov'è l'interesse pubblico? Questo è un interesse privato, non pubblico. E sembra a me e al gruppo di confronto nostro che ci sia una sorta di unidirezionalità della scelta a favore del soggetto privato. Cioè sembra chiara questa cosa qua, non possiamo accettarla che chi ci governa per una volta che c'è senso civico nella comunità, ci riaduniamo, abbiamo 1400 firme a testimonianza di questo antagonismo rispetto al progetto. E tu rispondi con un chiaro favoritismo verso il soggetto privato, ma almeno usa metodi più eleganti se proprio vuoi arrivare lì, e fingi di renderci partecipi almeno, neanche quello. Per cui alla fine ci sono criteri, perché ognuno di noi poi ha avuto tutta una serie di riferimenti con avvocati fuori provincia, tecnici e urbanisti. Per cui qua quello che emerge tecnicamente arriva al punto di quello che è chiamato una illogicità manifesta nel governare, che svia gli scopi pubblici del tuo ruolo, il sindaco, di vice sindaco, di governante, e porta ad un eccesso di potere. Quindi su questo percorso qua ci sono dei riferimenti specifici legislativi che magari tireremo fuori per il momento giusto, che parla di illogicità manifesta di questo tipo di atteggiamento. Quindi stai prendendo delle scelte che vanno contro i tuoi stessi programmi del piano regolatore, del QA, PTC, robe tecniche che non ci interessano, vanno contro quelli che ti sei dato tu da solo per uno scopo che non è a favore del pubblico, ma è unidirezionalmente a favore del privato in maniera ostinata. Non va bene, per cui questa sera chiediamo alla frazione di portare a votazione la possibilità di andare a fare un ricorso al TAR e in tutti i canali, in tutti i modi che questo sia possibile. Io ho ascoltato con grande attenzione sia la relazione del capofrazione, ma anche l'intervento successivo che è entrato nel merito tecnico, e dell'amico, vecchio amico e valido architetto Palma, che è stato morbido, no? Ci informerà meglio quando sarà il primatore della sua serata.
Io sono, non dico stupefatto, a sentire che un funzionario che sarà capacissimo ma non il responsabile dell'ufficio definisca l'atteggiamento del parere popolare come una pulce, è una roba che da uomo, vecchio uomo pubblico rasenta l'offesa, anche perché queste robe le dirà l'assessore. Cioè qui hanno usato lo schermo, mi spiace, io ho preso degli insulti vergognosi in consiglio comunale per un intervento del tutto correttissimo, come ha detto il sindaco e l'assessore all'urbanistica quella sera, applaudendo in maniera clamorosa le 4 cose che ho detto, e che poi, sentendo l'ultimo intervento, rafforzano ulteriormente il concetto che ho manifestato quella sera, su dati e cifre e date che ho ricavato dal giornale quotidiano sulla polemica che il sindaco fece in risposta al presidente di quartiere e alla prima assemblea dei 95, se ricordate. Lui citò le date di quando il privato acquistò e di quando la precedente amministrazione deliberò. E lì manifestai, dopo qualche anno di supplenza, manifestai un po' incredulo, insomma. Siamo a 4 mesi dalla scadenza del Consiglio Comunale e dell'amministrazione e un'azienda privata che fa i suoi interessi acquista un'area inedificabile per 260.000 euro. Per far cosa? Per giocare a bocce? No, per realizzare un supermercato su un'area verde inedificabile. 4 mesi dalla scadenza di quella maggioranza. E mi pare che la delibera che andò in Consiglio Comunale e approvata fu portata una quindicina di giorni prima che scada la Giunta. Qui c'è il consigliere regionale Berma che potrebbe correggermi se dico delle cose, ma le date del sindaco sono queste. E manifestai solo una perplessità più che il dubbio, che in altre epoche, se fosse capitata a me, io sarei stato sentito probabilmente da un'autorità che è preposta al controllo non solo degli atti amministrativi, ma anche del comportamento conforme alla legge. E fui accusato di essere un talcentaro, no? Esperto in materia. Anzi, proprio perché non sono affatto esperto in materia, ho sempre pensato prima di muovere una pedina. Qua c'è poi un architetto che ha fatto il progetto della ristrutturazione del vecchio stadio, che noi abbiamo preso i soldi dei campionati del mondo, abbiamo coperto la Nord, rifatti tutti i servizi. Quella era una ristrutturazione. Ma si chiama ristrutturazione questa, ad esempio, dello stadio che è stato raso a suolo, è stato fatto un nuovo edificio totalmente diverso, di una invadenza incredibile. C'è qualcuno che loda l'estetica, è una roba che violenta un borgo già di per sé congestionato, che fu costruito, non certo niente, io ero già prima elementare e la maestra ci portò a vedere erano le Olimpiadi di Cortina, no, che passava il tedoforo con la fiamma, questo entusiasmo, e c'erano 2 edifici. Da poco aperto il distributore di benzina e lo stadio che si stava ultimando, a tal punto che con l'Udinese si inaugurò all'inverno successivo. C'era solo che campagna, salvo 2 o 3 casette. E ha ragione, gli anni 60-70 sono stati devastati perché si è costruito in una maniera senza piano regolatore, perché la variante del 69 era del piano regolatore del 36, quindi del 36-69 sta qualche... Allora io mi chiedo, può un'amministrazione comunale di una città capoluogo su un problema che è una sommatoria di errori e che tra l'altro un'amministrazione vergine, nuova,
porta avanti con una tenacia e con una determinazione degna di altre cause, addirittura insultando una persona che ha avuto qualche ruolo ma che è assente. Io ringrazio ancora i colleghi, gli amici che hanno sentito la necessità di polemizzare con il Presidente del Consiglio Comunale, del Sindaco e degli assessori per questo accompagnamento ignobile di un assessore che non ricordo il nome perché non so chi sia, solo perché mettevo in condizione il Sindaco di dire: lei è ancora in grado, si fermi, dissi, lei è ancora non ha fatto niente, lei è ancora in grado di salvare la situazione, perché nel frattempo, oltre che il, come si chiama, il supermercato Camuro, c'è anche l'operazione stadio, perché le due cose non sono cresciute insieme, sì insieme, ma concepite insieme. Quindi anche tutto il problema della viabilità, che ricordava prima in maniera così precisa, io mi chiedo chi l'abbia fatta. Io qua non mi dedico, sono le fotocopie, le fotografie dei 2 studi che facemmo nell'88 e nell'87 per il ponte su Piave e per la viabilità del centro storico, che portò poi al finanziamento FIO e facemmo, la regione fece, noi ottenemmo i soldi e le schede tecniche, quelli che sono venuti dopo hanno tagliato i nastri, e la regione pretendeva uno studio profondo per piazzare lì quel parcheggio. E è una roba così. E tra le cose che si dice nella testata dello studio dell'ATM di Milano, che non ci è costato nulla salvo il rimborso spese ai due ingegneri, la cartellina dice: studio della viabilità del centro storico di Belluno, obiettivi, metodologia, rilievi di indagini, analisi dei dati raccolti, il modello di studio della viabilità, la grande viabilità, e dirò una parola, il problema del ponte della Vittoria, che era senso unico, il fabbisogno di stazionamento in centro, no? La viabilità nell'area del centro, l'opinione dei bellunesi, che viene liquidato con una battuta da questa gentile signora come un branco di pecore che ha detto non vogliamo nessuno. L'opinione, hanno fatto le interviste e sono tutte riportate in questo studio, e poi conclusioni e raccomandazioni. Noi abbiamo discusso nel Consiglio Comunale, abbiamo discusso con le associazioni, le imprese, del mondo del lavoro, della cultura. Prima di decidere si fa. Qui il piano della viabilità, sono contento che l'architetto l'abbia visto, perché penso che la popolazione sia totalmente ignara di cosa si stia facendo. Non si sa nulla. Ma la cosa che a me preoccupa, qua chiedo, le leggi sono state anche modificate da quando avevo la barba nera, ma noi siamo in salvaguardia adesso, perché se quelle bonifiche non vengono fatte prima non si può dare l'autorizzazione a costruire, non è esecutiva la variante, sbaglio? Perché ne è commesso un atto illegittimo se non illegale. C'è tutto sto trionfo, partita chiusa. Poi anche alla luce di questa cosa, per me che sono nato in via Francesco Rosti numero 8, quartiere Equadore, case popolari, ma non si fa venire a dire che il ristoro con la rotonda, quando l'architetto Palma è il padre del progetto della piazza del quartiere Agosti. E io non so qualcosa, so poi memoria mi resta, che hanno messo per 30 anni sotto le tavole. Quella è la cosa da fare, prendere un punto di incontro come il palazzetto, l'impianto dell'ACI era perfettamente, anche per la sua collocazione, che certamente non si poteva sapere quando l'hanno edificato, aveva altri interessi, centrale di tutto l'Oltrato, di fare una casa sociale, una biblioteca, centro convegni. C'era anche sul piano urbanistico e sul piano anche amministrativo la possibilità di avere un bar con servizi, perché c'era il bar dell'Agi, e quindi ristorare le decine
Se vogliamo oggi tenere un'assemblea, dove siamo? Pagando 250 euro. Lì sarebbe stata una gestione che poteva accollarsi, non dico necessariamente l'amministrazione comunale, ma poteva essere, valutando insieme all'amministrazione comunale, un concorso con i quartieristi, cioè fare un'associazione per la gestione di quel centro, che diventava il punto di incontro, perché a Cavarzano non c'è. Io andavo con i miei colleghi a parlare di parrocchia a Cavarzano, perché un parroco, fino a che abbiamo avuto un parroco disponibile, come ho avuto amici, facevamo decine di riunioni e anche ospitati molto civilmente. E dove andiamo? C'è la Sala Bianchi, la Sala Bianchi è questo quartiere qua. Perché si risponde così? Ecco, e chiudo, è una caduta di stile. La città capoluogo, sì, insomma, siamo andati giù, insomma. La città di Belluno era diventata un interlocutore della giunta regionale di tutte le altre città capoluogo del Veneto, perché i progetti di crescita della città, di razionalizzazione della città erano al loro livello. E quando tu dici che la soprintendenza non ci è mai stata amica, almeno per un gruppo, per 15 anni di amministrazione, non solo prima e dopo, però il progetto a nord c'era di circonvallazione del traffico che toglieva tutto il traffico di penetrazione in città, salvo le auto leggere, come quella famosa strada che ricordavi te, che nasce dalla rotonda di Cusighe e doveva finire nella rotonda che questa giunta ha fatto al campo d'aviazione, solo che si ferma di fronte a un muro di erba. È passato 20 anni, no? Si poteva completare. E quindi non necessariamente non si può, in alternativa a via Vittorio Veneto, ancora oggi, completando quella strada, perché bisogna fare il sottopasso, bisogna farlo, no? Togliere tutto il traffico di penetrazione della parte Cusighe, Cavarzano, Sagnac, no? Non è vero che non si può, quel progetto c'è ancora e non era stato approvato dalla soprintendenza, ma era stato approvato con i soldi dei mondiali in una conferenza dei servizi dove tutti i ministeri avevano approvato ed era cantierabile. Purtroppo chi è venuto dopo ha lasciato scadere le autorizzazioni e siamo senza strada. Grazie. Era quella della Venezia. Era esattamente la Cadola Maresica Massa, con i soldi dei mondiali. Grazie Giovanni. Grazie Giovanni. Ci sono ulteriori interventi, ulteriori... Buonasera, sono Claudio Giacchetti. Io volevo tornare un attimo sul PTGU che è stato citato poco fa, di cui si chiedeva il costo. Io non so il costo di solo quel progetto, ma so che assieme al PUMS è venuto a costare 80.000 euro. Questi 80.000 euro sono stati spesi sia per il piano generale del traffico urbano, ma anche per il piano urbano della mobilità sostenibile. Il piano urbano della mobilità sostenibile è un piano molto particolare, è un piano che è obbligatorio solo per i comuni al di sopra dei 100.000 abitanti, e i comuni che scelgono di farlo avendo o meno 100.000 abitanti lo fanno facendo una scelta precisa. Quindi se il comune di Belluno ha deciso di fare questo piano, significa che, essendo un piano che guarda a 10 anni e quindi alla città di Belluno al 2036, al 2040, intende modificare la città, trasformarne anche le modalità di spostamento. Qui finora abbiamo sempre parlato di auto. Il piano urbano e mobilità sostenibile, fra le altre cose, guarda una città delle persone, guarda una città del benessere delle persone, una città più verde, una città
che sia capace di adattarsi ai cambiamenti climatici, di mitigare le isole di calore, di attenuare l'eccesso di piovosità e via dicendo. E soprattutto è un'amministrazione che intende ridistribuire le forme di mobilità. Sì, con quel, nel piano i tecnici che hanno redatto il piano dicono che la città di Belluno ha 694 auto per 1000 abitanti, uno dei tassi di motorizzazione più alti che ci sono in Europa. Questo significa che tutti noi utilizziamo sistematicamente l'auto anche per brevissimi tratti. Anche questo concorre a creare inquinamento, rumore, traffico, disagio anche dal punto di vista psicologico, eccetera. Quindi un'amministrazione che spende tutti questi soldi per fare e immaginare una città di questo genere e poi nell'attuazione, nella pratica concreta permette di fare un supermercato che è un attrattore di traffico, perché sappiamo che la grande distribuzione è pensata per essere frequentata dalle auto, che riversa in quartiere migliaia di auto, un quartiere che è già attraversato, è già stato detto, dalle 26.000 auto e dal traffico di passaggio, che non è un traffico di quartiere, ma che bypassa la statale salendo per via Nogare, eccetera. Quindi è già gravato dal traffico. E qui vorrei arrivare un attimo alle opere compensative. Di fronte a un disastro dal punto di vista ambientale, dal punto di vista viabilistico, dal punto di vista della mancanza di altre tutele per ciclisti e pedoni, ci si aspetta che le opere compensative siano opere che aumentano il verde, diano la possibilità di avere luoghi di aggregazione, di socializzazione, di gioco, zone permeabili e quindi ci si aspettava che quella famosa piazza venisse creata, la piazza in quell'area prospiciente l'Istituto Agosti, e invece si propone una rotonda e altri 30 parcheggi, cioè si fa il danno con più auto e più parcheggi come il supermercato, e come compensazione che cosa si fa? Con totale contraddizione con il PUMS si fanno altri parcheggi e una rotonda, in piena logica autocentrica e in piena contraddizione con un PUMS che assieme al piano generale del traffico urbano è costato 80.000 euro. E mi chiedo cosa abbiano speso a fare 80.000 euro se non avevano nessuna intenzione poi di applicare le cose che i tecnici suggeriscono in quel piano, che è stato pagato con i soldi di tutti noi sostanzialmente. Ecco, grazie. Grazie. Io prima mi sono dimenticato di dirvi una cosa, cioè che le opere di urbanizzazione primaria in totale sono 700.000 euro, 708.000 euro, magari non interessa, magari interessa, però è giusto un dato per completezza totale. Per esempio, appunto, la fermata dell'autobus costerà 9.000 euro. In totale tutte queste opere di urbanizzazione costeranno 708.000 euro. Voglio farvi vedere però il supermercato quanto è grande, cioè questa struttura qui, adesso non so, ecco, questa bianca qui. La rotatoria comunque viene anche allargata? No. Sì. Sì. Non verrà allargata. Di poco, però viene allargata. Cioè, no, non verrà allargata. No, quei 3 metri vanno ad aumentare il marciapiede, che i 3 metri che si fanno riferimento alla rotatoria verranno utilizzati per aumentare il marciapiede fino a che diventerà una ciclopedonale di 3 metri. Non è vero che la rotatoria
Viene anche ampliato giustamente il raggio perché è troppo piccola quella rotatoria. E in realtà sul progetto non è così. Il porfido verrà, è questo azzurro, quella verde che vedete è il centro della rotonda, ma non si ha traccia di aumento. No, devono fare espropri, si devono allargare, quindi non fanno. No, lo allargano lì su La quell'area. rotatoria rimane quella. La allargano su quell'area lì. No, modificano l'anello centrale, non modificano il raggio, non lo modificano, rimane tale quale 33 metri, sì. E i 3 metri in più sono la ciclopedonale. La rotatoria rimane tale quale, viene semplicemente riorganizzato quell'anello in mezzo in modo da poter passare in maniera più agevole rispetto a adesso. Ma in realtà le due corsie vicino al marciapiede del Caggiuro ci sono già. È così, attualmente è così. L'unica radiazione è il marciapiede che attualmente non so quanto sia, ma lì sarà 3 metri. Facendo passare sia i pedoni da dove arrivano e dove vanno, non si vede benissimo. Da via Plebiscito va a finire a Millennium. Quella è la pista ciclabile. Ecco, questo. Io volevo farvi vedere il supermercato che inizierà di fatto qua e andrà a, diciamo, la costruzione arriverà fino al confine con Piazzale della Resistenza. Tutta questa struttura bianca grigia che vedete è il supermercato. Ecco, solamente per dare una visione di che mole di supermercato sarà. No, ma anche su questo testo, nel senso che io ho letto la VAS, è stato dato anche appunto la superficie, non potrà essere così ampia. No, sono 2000 metri quadrati, tu dovresti leggere la relazione tecnica del progetto, va bene? Leggiti la relazione tecnica del progetto, dove c'è tutto, non solo la base. No, sono 1500 di superficie di vendita, più 500 metri quadrati e non si capisce cosa sarà. Sono per ora 500 metri quadrati di magazzini, ma la legge regionale sul commercio dice che la media struttura è fino a 1500, però ci può essere una deroga per arrivare fino al 2000. Quindi loro già prevedono di arrivare a 2000 di superficie. Lì ci sono 1500 metri quadrati di superficie di vendita. 1500 metri quadrati. Lì ci sono 2000 metri quadrati di superficie coperta ottenuti accorpando 300 metri quadrati del distributore di benzina e mi sembra 800 metri quadrati di vari piani del condominio. Sono 1100, ne devono fare 2000. Come fanno per arrivare a 2000? Usufruiscono del piano casa con i vari bonus, ampliano del 40% il volume esistente. Quindi sono 2000 metri, però dovete leggerli, prima di parlare dovete leggere. Sono documenti pubblicati, basta accedere al sito. Non è tutta l'area bianca, È quell'area lì dove c'è quel rettangolo. Dopo dove c'è il giallo sono parcheggi pubblici. Quelli sono parcheggi pubblici. L'area di manovra. E l'area di manovra. L'ingombro è quel rettangolo bianco che va dalla stradina del Millennium, arriverà fino al confine del portale dello stadio, a confine perché lì verrà costruito sotto un portico che va dal bar degli Ispri all'Ulla
Non servirà a nulla perché sotto non ne sono previsti negozi, non serve previsto niente, c'è un portico. Però sopra c'è il supermercato che dà sul piazzale. Il confine è sul piazzale. Certo che è alto, sarà alto, verrà fuori un prospetto, un edificio sotto dal piazzale, vicino, dove ci stanno saranno almeno 6 metri, 7 metri. E sono 2000 metri quadrati sull'area FDP. Parte da lì, DSB, e va sopra, viene messa sopra all'area FDP. Da 2000 metri quadrati. E verso il marciapiede dal ciclo pedonale in parcheggi, una fila di parcheggi. Questa è la qualità. Se ci sono altri interventi, ci sono. Vorrei sentire la signora cosa aveva da dire. Sì, se vuoi intervenire si può venire qui e si interviene. La mia era una domanda. Quindi, perché si diceva, no? Che tutta l'area bianca prima supermercato. Non mi risulta e quindi. No, tutta l'area, quel rettangolo lì che io ho fatto vedere grigio, questo qui. Qua. Questo qui. Adesso non riesco. Abbiamo visto. Bene, grazie. Ecco. E quindi questo, ci sono ulteriori interventi di qualcuno che vuole intervenire, dire qualcosa? Io avrei una cosa. Mi sentite, vero? Sarebbe ora, cioè noi parliamo tanto, però dovremmo anche iniziare magari a boicottare, no? Questi mega supermercati. Noi ci lamentiamo, parliamo, però i negozi di quartiere sono sempre chiusi, i prodotti a chilometro zero, ce ne sono qualcuno verso Vigilata. Dobbiamo puntare su questo, ragazzi, se no Lidl, Eurospin, l'Emisfero sono sempre pieni i prezzi da poco. L'Aldi è chiuso semplicemente perché è relativo, ma non faceva abbastanza progresso, vuol dire che c'è un problema. Quindi dovremmo iniziare a limitare gli acquisti in tutti questi supermercati. Ecco, grazie. Ci sono ulteriori interventi, qualcuno che vuole esporsi? Se no mettiamo all'ordine del giorno la votazione. Io penso sinceramente che sia una follia. La sintesi di questa siccome è stato detto, risulta che l'inquinamento che c'è nella zona della costruzione possa essere un elemento determinante per l'approvazione o meno del disegno di costruzione, bisognerebbe insistere su quell'elemento. Cioè la cosa è folle di per sé e noi secondo me dobbiamo utilizzare tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. E se la legge impedirà la costruzione perché lì sotto non c'è un terreno adeguato per la costruzione, bisognerà insistere perché venga fatta un... Io dico, tutti i mezzi qui sono logici e bisogna utilizzarli, perché il disegno di per sé è incivile e folle. Grazie. Qualcun altro vuole intervenire?
Dunque, ecco, quindi passiamo alla messa alla votazione dell'ordine del giorno. Se c'è qualcuno fuori potete richiamarlo dentro, non so se qualcuno sia fuori, ho visto che conosceva, entrava, se potete magari vedere se c'è qualcuno fuori, perché mettiamo all'ordine del giorno questa votazione, che è in visione anche, visti anche i contributi delle persone che hanno appunto si sono esposti. Metterei quindi all'ordine del giorno il seguente punto, cioè se la frazione, il quartiere di Valdenicca vuole supportare moralmente con la propria volontà un eventuale ricorso al Tribunale amministrativo regionale riguardante appunto questa vicenda. Allo stesso ordine del giorno e la stessa votazione io porrei un ulteriore punto concernente la seguente, ossia con la votazione si autorizza o comunque si permette al capofrazione, quindi sottoscritto, di inviare un'email, una PEC, una documentazione all'ARPAV per chiedere dunque un monitoraggio sul sottosuolo dell'area AGIP. Ecco. Ci sono quindi almeno quattro elementi critici di questa vicenda. Alcuni sono stati già detti, però li ripeto e poi metterò a votazione per alzata di mano e appunto del quartiere questa vicenda, questo ordine del giorno. 1. Contributo compensativo. Abbiamo detto che il contributo compensativo ex articolo 16,4 lettera D ter del DPR 380 del 2001, cioè il testo unico sull'edilizia, prevede che il contributo compensativo debba essere speso all'interno del perimetro del PUA, quindi lì, quello rosso, questo rosso. Qui il contributo compensativo è speso al di fuori, questo è un elemento di criticità e assolutamente un estremo di ricorso. Secondo punto, incoerenza della variante rispetto agli obiettivi ed ai principi del piano degli interventi, ovvero è possibile trasformare un'area FVP, verde pubblico, attrezzato, che è uno standard urbanistico per il piano regolatore generale, in zona commerciale? Cioè questo tipo di variante adempie agli obiettivi e ai principi del piano degli interventi? Perché dico questo? Perché c'è un articolo, ed è l'articolo 4 della legge numero 19 del 2021, chiamata Veneto Cantieri Veloci, che dice una cosa molto chiara, ossia che i piani attuativi possono prevedere varianti alle previsioni del piano degli interventi purché in coerenza ed attuazione con gli obiettivi ed i criteri generali del piano degli interventi. Ecco. Quindi la variante deve essere compatibile con il piano degli interventi. Il Comune di Belluno ha assunto come piano degli interventi il piano regolatore generale. Terzo punto, bonifica. La bonifica. Abbiamo dalla documentazione non che ho fatto vedere prima, risulta che la bonifica, e anche dalla Commissione VAS, dal parere della Commissione VAS, a quanto pare la bonifica non è avvenuta. Il documento di autocertificazione della bonifica non riporta nome e cognome di chi autocertifica la bonifica, non è allegato alla carta d'identità, non sono legati gli elementi, appunto gli estremi della carta d'identità, e soprattutto non c'è l'allegato tecnico. E cosa significa che non c'è l'allegato tecnico? Significa che non vi è un certificato delle analisi chimiche del suolo e non vi è la ricevuta del conferimento del rifiuto speciale in una discarica speciale. Quindi bonifica ha degli elementi critici. Quarto punto, l'interesse pubblico, la mancanza di interesse pubblico e l'unidirezionalità nei confronti del privato. E quindi, come ha detto bene Furio, l'unidirezionalità
nei confronti del privato senza prevedere un interesse pubblico nei confronti della collettività è un chiaro contrasto con l'obiettivo della pubblica amministrazione. Questi sono gli elementi che noi abbiamo individuato come critici. Ecco, quindi pongo all'ordine del giorno la seguente votazione. Ricorso, la frazione, il quartiere supporta moralmente e con la propria volontà il ricorso al Tribunale amministrativo regionale per questi motivi, ce ne saranno anche altri, verranno svelati appunto poi nel corso dell'analisi anche con gli avvocati che seguiranno la causa, e l'invio ad ARPAV di questa lettera, di questa richiesta di monitorare il suolo sottostante l'area AGI in quanto non vi è una bonifica. Ecco. Quindi pongo a votazione questo ordine del giorno. Qui dentro siamo in 79, mi pare, siamo in 79. Possono votare quelli del quartiere, solo ed esclusivamente quelli del quartiere, chi abita nel quartiere di Baldenic, quindi e chi ha 16 anni. Favorevoli? Macro, certo, sì. Baldenic, Nogaré, quartier Cadore. Si può spiegare cosa implica il ricorso al TAR? Chi dovrebbe pagare? Adesso un attimo. Favorevoli? Contrari? 1. Contrari? 1, 2. Altri contrari? 2. 1. Astenuti? 1, 2. È passata. Grazie. Quindi il quartiere Baldenic è favorevole al ricorso al TAR. Cosa comporta il ricorso al TAR? Comporta di bloccare il progetto. Chi paga? Che costi ha? Ha un costo che si aggira attorno ai 10.000 euro. Ok, e nel caso dovesse essere perso questo ricorso al TAR, chi paga? Lo paghi prima. Paga chi ha ricorso. Ci sono dei soggetti. Posso firmare io come capofrazione, sono un soggetto autorizzato al ricorso al TAR, ma ci sono facciamo un crowdfunding. Lei non è del quartiere? E allora non può votare, l'ho detto prima, non può votare. Il ricorso? No, adesso sto parlando. No. Il Tribunale amministrativo regionale ha un ricorso che si aggira attorno ai 10.000 euro più o meno. Ci sono delle manifestazioni di interesse di alcuni soggetti che si sono esposti per pagare l'intero ricorso al TAR. Vedremo prossimamente. Intanto la frazione si è detta favorevole. Sì, lei deve fare. Se la proprietà farà causa al comitato qua per $500.000. Perché, scusi? Perché per ritardo? No, sì, ma senta, cos'è danno emergente? ma intanto mi sia cortese. Mi rispondi se la società proprietaria farà causa a noi qua, tutti, per ritardi, magari $500.000 di euro, lei sa che chi firmerà il ricorso, spero sia lei, Crema? Dov'è Crema? Qua! Sarà il garante dell'eventuale. Ma lei non sa di cosa sta parlando.
parliamo se siamo competenti. Se non siamo competenti, evitiamo di parlare. Per favore. Lei mi sta dicendo che lei firmerà il consultare. Io sono un soggetto che può ricorrere. Il mio comitato di quartiere è un soggetto che ha degli interessi legittimi. Giovanni, scusate, Giovanni Crema, lei non conosce la legge amministrativa, lei non conosce la legge amministrativa e i soggetti che possono ricorrere al TAR. Non sto parlando di 10.000 euro per il ricorso, sto parlando di un'eventuale causa fatta È una causa amministrativa. fatta dalla proprietaria per trovato per servizio. Ma cosa sarebbe in caso? Lucro cessante o danno emergente? No, ma io mi sto chiedendo, un eventuale ritardo potrebbe essere assimilato a danno emergente o lucro Se cessante? voi volete fare rallentare magari di un anno con un ricorso al Stato, dopo tutto quello se non ci sta, ma io lo sto parlando come fare. Ci volete parlare di sé, ha parlato di sé, ha parlato Scusi, sì, lei chiede il nome e cognome, può dire il nome? Maurizio Tarino. Comunque le ho risposto in merito. Io direi che la vicenda, ci sono ulteriori interventi, in realtà non si potrebbe intervenire post votazione, il regolamento della segreteria. Io mi sono espressa come voto, ma ho una domanda, siccome rispetto al discorso io sono rimasta neutrale rispetto alla risposta perché avevo un dubbio rispetto a uno dei 3 motivi di ricorso. Se volete sentirli, bene. Se può venire qua, per favore, non se la sentiamo. E dica che mi può dire prima Io sto leggendo la VAS. Ho preso il testo della VAS perché avevo un dubbio rispetto, quindi il parere proprio finale, rispetto a un punto che secondo me è interessante rispetto al TAR, che è quello appunto rispetto al monitoraggio degli inquinanti. E quindi già è previsto nella VAS di dare evidenza alle indagini ambientali e ai suoli al fine di confermare la conformità dei livelli quantitativi della matrice suolo-sottosuolo profonda con concentrazioni di sodia in considerazione, cioè già è una richiesta. Una richiesta aggiuntiva non credo che possa. Sì, però se lo stiamo ponendo come motivo di ricorso. Io ho posto il ricorso per quei determinati motivi e poi in aggiunta una lettera da inviare, all'APA per monitorare costantemente, per chiedere l'analisi del suolo. Prima del ante opera. Prima che è comunque un obbligo che ha la società di c'è un obbligo che hanno. Credo che non ci siano altri interventi, quindi l'assemblea è sciolta, è finita. Grazie a tutti.